Buonasera ragazzi, anche oggi è stata tosta. Oggi ha fatto veramente caldo come tutti gli altri giorni. Speriamo che passa presto questi 3 giorni che dicono che il 21 arrivi temporali e frescura. Spero che arrivi questo fresco, questi temporali, arriva l'inverno, basta, non se ne può più. Il cielo è rosso come sempre, pure qua. Come potete vedere è sempre rosso. Io voglio vedere nuvole nere, ma nere veramente, perché veramente non se ne può più. Ciao Giuseppe. Ciao Saverio, voglio dire. Ho detto ciao Giuseppe, ho detto Saverio. Ciao Saverio. Qua a Salerno si schiatta come al solito. Sempre sto cielo rosso di sera che fa sperare che sempre domani sarà peggio, quindi oramai è proprio ciao, grazie. Quindi fa sperare che domani sarà come oggi, quindi stiamo inguaiati nel vero significato della parola. Quindi diciamo ragazzi che il cielo è sempre rosso ragazzi. Sì, tutto a posto, sai, fa solo caldo, ma veramente caldo, eh. Non caldo così, diciamo caldo. Oggi proprio fa cavolo, non fa cavolo. Napoletano proprio cavolo, car. E beata a te Alessa, e mandi un po' d'acqua qua, mamma mia. È tutto per te, dopo te. Ti faccio la traduzione. Alessandro, tutto per te. Un po' mandala anche a noi qua a sud. Non tenerla solo per te. Chi mangia troppo, raga, e poi schiatta poi. Un po' a noi. Oh no, grazie. È tutto peace. È un po' da qua, ragazzi, un po', mamma mia, dividiamo. Perché vi mandiamo un po' di caldo da qua noi. Che qua veramente ragazzi io vi giuro ho dimenticato com'è la pioggia, non me la ricordo più. Secondo me non piove da 2 mesi qua, non lo so. Eufrase si dorme con il lenzuolo. Eufrase, dove stai casa tu? Dove abiti Eufrase? Val d'Aosta. Torino no perché Torino fa caldo. Friuli Venezia Giulia forse Alto. Trentino Alto Adige. Qualche giorno di pioggia. Ma spero di che venga via non presto. Spero abito a Roma. Eufrasia, dove si trova? Non so, Ragazzi, chi sta a città Roma? Ragazzi, non posso sapere tutto. Non so cosa è. Ro, Caserta, no. Milano vicino alla fiera. Ah, adesso ha finito di piovere e quindi sta inguaiato. Eufrasia, e a Milano fa sempre caldo, quindi mi meraviglio che fa fresco, che ci vuole il lenzuolo. Di solito a Milano è sempre, fa sempre caldo. Là o fa caldo o fa freddo a Milano. Ho fatto 3-4 fiere a Milano, al Duomo. In inverno fa freddo, in estate si muore. Quindi 2 volte ci sono andato sotto al Duomo, una volta in estate, una volta in inverno. A dicembre mi sono morto di freddo, in estate invece non si poteva, peggio di qua. Quindi sì, sì, a parte le zanzare, però anche qua ci sono, non pensare che qua non ci sono, però anche a Torino che è pieno di laghi di Avigliana, ci stavano pieni di zanzare sul Po, che mamma mia, anche qua però ci sono, non è che qua siamo immuni, però di piovere qua proprio non se ne parla proprio ragazzi. Io tutti i giorni faccio una diretta e non ho fatto una diretta che piove. Ciao Alessia, Alessia. No, no, qua abbiamo, guarda, c'ho tutto spalancato, tutte le finestre, ma niente, non passa un po' di vento qua. E abito al terzo piano, quindi immaginiamo.
Sì, sì, un'ambulanza, sì. Ora è l'ambulanza, ora è la questura, ma non lo so. Da qua non riesco a vedere, in effetti. Vedi, ci stanno i palazzi davanti. No, troppo presto, sapete. No, stasera faccio, come si chiama, vegetale, vegetariano, come dicono loro. Vegano, no, vegano. Stasera ho fatto insalata di patate con fagiolini, quindi stasera faccio vegano. Non faccio il carnivoro stasera. Però più tardi, ma no, l'ho solo preparato, e più tardi verso le 10. Proprio da rinfrescato, sai, perché mo no, sta troppo cavolo ancora. Verso le 10 una bella doccia, poi massetta e mangio. Quindi ragazzi qua purtroppo se volete mandate è bene a te, Eufrasia, quindi stai tutte le finestre aperte e quindi aria da tutte le parti. No, no, io sto al terzo piano di un condominio, però ultimo piano, quindi perciò forse fa caldo, non lo so, forse perché sto all'ultimo piano io, non lo so. C'ho tutte queste montagne di fronte qua vedi ci sta il mare, che poi quello è la lungomare di Salerno, però non passa un po' di vento, qua ci stanno le montagne di Avellino, quindi dovrebbe venire il vento da questo lato qui, ma qui non viene nulla, e da qua invece si scende per il Cilento, per la Calabria, quindi proprio, ma non arriva nulla. Mo forse sa dove si sta buono? Ad Avellino, nelle zone di Avellino, perché lì fa sempre fresco, sta sempre in inverno fa la neve sempre, quindi diciamo che nelle parti dell'Irpinia c'è sta sempre il freddo. Difatti ci sta questa cosa che noi ci chiamano pisciaioli, per il fatto che stiamo vicino al mare, diciamo i pesci, e noi invece li chiamiamo che loro hanno la terra, quindi a livello di sfottò, diciamo di calcio, noi siamo considerati pescivendoli e loro invece quelli della terra. Ciao Mastello, ciao. Salutami Torino, Piazza Castello, quindi lo so bene il Piemonte, Cuneo, tutto, Mastello. Ciao Save, buona serata. Ci sentiamo. E di solito a Avellino fa freddo, quindi ho fatto un paio di fiere ad Avellino sul corso proprio. E di solito a quest'ora si stava bene, guarda, pure l'ho fatto in estate l'anno scorso sul corso di Avellino e si stava bene. O forse quest'anno è particolare, boh, non lo so, ma comunque diciamo che a Avellino noi andavamo, abbiamo fatto un sacco di. Vabbè, ma la nebbia, vabbè, ci sta sempre a Torino, a Milano, vabbè, la nebbia è già inclusa, Mastello. Quindi non puoi, la nebbia, io mi ricordo che andavo a Carmagnola, sede di Torino, tu no? Io facevo, piazza allora andavo, Porta Susa, dovevo arrivare a Carmagnola, andavo col camion, mi ritiravo a casa, avevo una casa che il mio padrone mi dava in affitto, diciamo, ma non pagavo, andavo solo a dormire lì la sera. Ogni volta di notte alle 11, sempre quella nebbia che saliva da terra. Che io la prima volta che sono andati 5 anni fa ho detto, ma sì, sì, l'ho fatta la castagna di Cervinara, sì, sì, l'ho fatta. Ma ho fatto un paio di anni fa però, non l'anno scorso. Quindi diciamo che a Carmagnola stava tanta nebbia che non ti dico, quindi le zone diciamo tutte queste qua di Torino, poi a Rosta, a Rivoli, a Collegno, tutte queste città che io andavo sempre nebbia, nebbia, di notte era proprio un casino, a Milano non ne parliamo proprio, a Milano da un metro all'altro non, non si poteva guardare. Vai da te, qua non ha mai iniziato ragazzi, vabbè ragazzi. È peggio la nebbia. In Emilia Romagna si ci sono passato, sì. L'ho trovata la nebbia, non molto, però l'ho trovata. Però stavo la maggior parte a Torino, quindi l'ho vista maggiormente a Torino e Milano. Queste erano le zone.
Poi Norvegia, Finlandia, Germania, in questi luoghi qua non tanto, la verità. Diciamo in Finlandia non mi è capitato, la prima mattina un po' di nebbiolina così, ma di freddo più che altro, ma non nebbia nebbia. Norvegia, Austria, Germania, no, no. Ciao Alessandro, ciao. Vabbè ragazzi, buona serata a tutti, ci sentiamo più tardi, se ci sarà qualche notizia, qualche cosa, farò un video. Ciao a tutti e buona serata ragazzi.